Tragedia in mattinata, auto finisce fuori strada, Musile di Piave si ribalta in un fossato, muore una ragazza di 18 anni in coma, l'amico 19enne che si trovava con lei. In queste ore gli accertamenti diagnostici che chiariranno le cause del decesso della 25enne veneziana, avvenuto 3 giorni dopo la dimissione dall'ospedale civile dove si era presentata accusando febbre e difficoltà respiratorie. Padri spietati in una frazione di Forno di Zoldo, razzia in casa, rubato anche il salvadanaio di un bimbo di 8 anni, il cane preso a sprangate dai malviventi. Intanto nella zona del Monte Bellunese, falcidiata da furti in queste settimane, sono arrivati da Mestre i rinforzi tra i carabinieri per il ponte del 1° novembre. A Burano ieri una festa di Halloween da incubo da alcuni bambini impegnati nel giro tra negozi e case, consegnate anche caramelle alla marijuana. 10.000 metri cubi di scarti industriali scoperti in una discarica abusiva a Eraclea, sequestro della Capitaneria di Porto, trovate anche diverse centinaia di litri di olio esausto. Avrebbero dovuto essere sepolti in questi giorni ad Asiago, Cimagrappa e Fagarei, caduti della Grande Guerra, ritrovati in questi mesi sui luoghi del conflitto, ma le autorizzazioni non sono arrivate, rallentate dalla burocrazia. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno e bentrovati in prima edizione dei nostri telegiornali e dunque in primo piano la cronaca di un'altra tragedia sulla strada in Veneto. Siamo nel Veneziano, a Musile di Piave, uno schianto questa mattina lungo la statale 14, ci racconta quanto accaduto Ilaria Marchiori. Ilaria. Buongiorno da Musile di Piave, dove questa mattina intorno alle 8 lungo la statale 14 c'è stato un terribile incidente stradale. Un'auto è uscita di strada e si è ribaltata nel fosso laterale. Da una prima ricostruzione sembra autonomamente. Il bilancio è di una vittima, si tratta di una ragazza di 18 anni e di un ferito che era alla guida del mezzo, un ragazzo di 19 anni. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco con squadre da San Donà di Piave e da Mestre, con l'autogru e con l'aiuto di cesoie e di varicatori hanno estratto i 2 ragazzi che erano rimasti incastrati nell'abitacolo. Nonostante i disperati tentativi di salvataggio per la 18enne non c'è stato nulla da fare, mentre il ragazzo è stato accompagnato al pronto soccorso dell'Angelo di Mestre con l'elisoccorso. Sul posto sono giunti anche i carabinieri per ricostruire la dinamica dell'incidente. Da Musile di Piave è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Ilaria Marchiori. Adesso, restando nel veneziano, lo shock, il dolore per la morte della 25enne avvenuto 3 giorni dopo la dimissione dall'ospedale civile di Venezia, un caso che appunto fa discutere. Sono in corso gli accertamenti diagnostici che devono chiarire le cause di questo decesso. Sabato si era presentata al pronto soccorso dell'ospedale civile di Venezia per dei problemi respiratori. 4 giorni dopo, tra cui una notte passata in osservazione, la vita di Miriam De Giovanni, 25enne di Cannaregio, si è spezzata. Una volta dimessa dall'ospedale, la giovane aveva iniziato un percorso farmacologico a casa. In attesa che venga chiarita e accertata la causa di morte, i medici dell'ospedale civile di Venezia hanno confermato piena disponibilità e piena vicinanza ai familiari, in accordo con i quali si stanno svolgendo in queste ore gli accertamenti diagnostici. Un'attenzione, secondo quanto comunicato dalla direzione dell'ospedale, pari a quella con la quale i medici si sono prodigati nel tentativo di salvare la vita alla giovane paziente, con il coinvolgimento dell'equipe della cardiologia e della rianimazione dell'ospedale, al fianco dei medici del SUEM 118 e del pronto soccorso. Sabato la giovane era stata visitata da 2 medici del pronto soccorso e dal medico infettivologo. Contemporaneamente agli accertamenti ampi che si erano prolungati per un periodo di osservazione breve e intensiva, alla giovane era stata avviata la conseguente terapia che andava proseguita a domicilio. Era stato infine concordato un programma di esami e di visite di rivalutazione che non è stato possibile attuare per il precipitare del quadro clinico. Tema sicurezza adesso e le abitazioni bersagliate dai furti un po' in tutta la regione in questo periodo. Nel Bellunese ladri particolarmente spietati in una abitazione nei confronti soprattutto del cane che si trovava all'interno dell'abitazione. Ci racconta quanto accaduto al telefono Tiziana Bolognani. Tiziana. Sì, buongiorno a voi. Ha dell'incredibile la storia che arriva da Casal di Zoldo, dove mercoledì sera ladri senza scrupoli hanno svaligiato una casa dopo aver colpito a colpi di spranga il cane da guardia, un Terranova di 10 anni e mezzo. Il cane, fortunatamente, pur tramortito,
si è salvato e è stato affidato alle cure del veterinario. Spariti dall'abitazione Ori e Monili e pure il salvadanaio con i risparmi di un bimbo di 8 anni che era uscito con la mamma per andare dal dentista. L'episodio è accaduto poco dopo l'imbrunire e la donna al suo rientro ha chiamato i carabinieri. Secondo le prime testimonianze raccolte fra i vicini, i malviventi potrebbero essere arrivati e fuggiti a bordo di una Focus familiare notata qualche ora prima a Forno di Zoldo. Sembra impossibile potersi invece affidare alle immagini della telecamera installata nella zona che si apprende essere guasta. È tutto, a voi. Grazie Tiziana Bolognani. C'è una intera area della Marca Trevigiana bersagliata dai furti in queste settimane. Parliamo della zona del Monte Bellunese, per questo è stato deciso un rinforzo di carabinieri. 5 uomini in più che si divideranno in 2 pattuglie, soprattutto nelle ore serali. Da Mestre arrivano i rinforzi in aiuto dei carabinieri di Montebelluna, Nervesa e Volpago dopo l'escalation di furti registrata nell'ultimo periodo, cui si è aggiunta un'allerta social che certo non ha contribuito a rasserenare il clima, come ha dimostrato alcuni giorni fa l'aggressione di 3 operai scambiati per ladri fuori da un supermercato. Insomma, l'Arma vuole lanciare un ulteriore messaggio di presenza. Il dispositivo è già attivo da ieri, come spiega anche il comandante della stazione di Montebelluna, Sabatino Piscitello, che pochi giorni fa ai nostri microfoni aveva chiesto maggiore collaborazione ai cittadini. Prima rivolgersi alle forze dell'ordine, poi ai social. Tutto quello che si scrive ha una conseguenza, non può essere tralasciato, deve essere vagliato, quindi che l'informazione intanto giunga il più, come ho detto prima, genuino possibile, ma soprattutto quando si scrive nei social network avere consapevolezza di quello che si imprime sulla tastiera. Appello condiviso anche dal sindaco di Nervesa, che ai suoi concittadini proprio in questi giorni ha lanciato un appello preciso. Io ho naturalmente detto ai miei concittadini che la cosa principale è rivolgersi alle forze dell'ordine, senza mandare messaggi in Facebook che potrebbero peraltro anche creare, diciamo così, dei disguidi. Quindi la prima cosa da fare è rivolgersi alle forze dell'ordine in modo tale che loro possano intervenire tempestivamente. La task force tra carabinieri della zona e battaglioni di Mestre proseguirà per tutta la settimana in concomitanza con il ponte di Ognissanti, da sempre uno dei periodi più critici dell'anno, visti numerosi spostamenti e le relative case vuote. Ponte degli Santi, ieri intanto c'è stata la festa di Halloween e il consueto giro dei bambini tra negozi e abitazioni. Ebbene, a Burano è scattato un vero e proprio allarme. Ci spiega perché il nostro Filippo Fois. Filippo. Sì, buongiorno da Venezia. Caramelle alla marijuana ai bambini. È un fatto che ha sconvolto diversi genitori di Burano che al rientro dei figli a casa dopo il giro di Halloween, del dolcetto, dello scherzetto, hanno trovato che qualcuno, non si sa chi, naturalmente le ipotesi sono svariate, aveva dato ai bambini anche delle caramelle alla cannabis. Si tratta di quelle caramelle che hanno un principio comunque attivo bassissimo, che vengono vendute legalmente nei negozi di cannabis light che sono aperti anche a Venezia. Il fatto comunque ha destato più di una preoccupazione tra i genitori. Uno di questi, il primo ad accorgersene, ha lanciato immediatamente l'allarme nelle chat e nei social e alla fine le caramelle più o meno ritrovate da parte dei genitori sono circa una trentina. Naturalmente non si è riuscito a risalire all'autore di questo gesto né ai motivi che l'abbiano spinto, se si sia trattato di un errore o addirittura di un gesto deliberato che era stato quindi studiato e poi compiuto apposta da chi l'ha fatto. Certo è che comunque la preoccupazione da oggi è anche i controlli a Burano sui dolcetti che vengono regalati ai bambini in occasione di Halloween, e saranno di più. Linea allo studio. Grazie a Filippo Fois. Torniamo dalla Marca adesso per parlare di prostituzione minorile. Un allarme lanciato nella provincia, segnalati casi che riguardano minori non accompagnati. Allora l'appello del Comune di Treviso alla cittadinanza per denunciare questi casi di sfruttamento.
I dati sulla prostituzione sono importanti, principalmente ovviamente tocca le donne, ma non solo. Abbiamo dei dati che riguardano anche ragazzi, minori. Un fenomeno, quello della prostituzione, che non conosce crisi sulle strade di Marca e che si sta adeguando ai tempi e ai nuovi flussi migratori, allargandosi ai minori, profughi in particolare. A confermarlo è anche Gloria Tessarolo, assessore comunale alle politiche sociali di Treviso, che accanto a Caser è il comune trevigiano che fa parte del progetto Nave, acronimo che sta per Network Antitratta per il Veneto. Le statistiche in genere aprono, spalancano degli interrogativi importanti, soprattutto sui minori non accompagnati. E lo sfruttamento dei minori non accompagnati, di quei bambini e ragazzi che arrivano in Italia senza genitori, è uno dei lati più inquietanti delle nuove vie della prostituzione. I casi, tutti trattati con la massima delicatezza, più che da Treviso città, arrivano dalla provincia. L'assessore si appella ai cittadini. Una cittadinanza attiva e consapevole può aiutare moltissimo. Restano i numeri del network Nave, che solo quest'anno ha garantito assistenza e inserimento sociolavorativo in tutto il Veneto a un centinaio di donne e uomini vittime di tratta di età compresa tra i 13 e i 66 anni, di 28 nazionalità diverse. A coordinare i lavori la Regione del Veneto, che chiede però strumenti più incisivi sul fronte normativo. Una regolamentazione, ma soprattutto delle leggi chiare anche per chi oggi porta queste persone a prostituirsi oppure a avere fenomeni di sfruttamento lavorativo. Un altro grido di allarme riguarda invece nel campo del lavoro vere e proprie intimidazioni alle donne in gravidanza nelle assunzioni nella pubblica amministrazione, lo dice la CGIL. Assunzioni nelle pubbliche amministrazioni off limits per le donne in gravidanza. Il grido d'allarme arriva dalla CGIL. Nell'ultimo periodo sono state diverse le segnalazioni arrivate al sindacato. Lavoratrici penalizzate perché in attesa di un bebè. Pari opportunità nel lavoro, distanza abissale fra fatti e parole, commenta Ivan Bernini, segretario provinciale funzione pubblica della CGIL. Nelle pubbliche amministrazioni per anni c'è stato il blocco delle assunzioni e quindi non si effettuavano concorsi. Oggi che le pubbliche amministrazioni possono ricominciare ad assumere e quindi hanno fatto concorsi, abbiamo graduatorie, è chiaro che il fenomeno riprende in maniera più significativa. Casi di ogni tipo, ci spiega il segretario, donne che hanno partecipato a concorsi pubblici e che sono state inserite in graduatoria, ma quando vengono chiamate per accettare e firmare l'incarico alla loro onesta dichiarazione di essere in gravidanza, la risposta è quella di posticipare l'assunzione e talvolta viene chiesto loro di rinunciare. Abbiamo situazioni, le più estreme, poche, ma ci sono state segnalate anche quelle, dove a qualche donna gli si dice allora rinuncia all'incarico. E magari rispetto al fatto che la donna dice io non ho nessuna intenzione di rinunciare all'incarico perché sono in graduatoria, si sente anche rispondere e noi rendiamo non valida la graduatoria e andiamo a fare un altro concorso. Situazioni pesantissime per le lavoratrici che chiedono se questo comportamento sia normale. Spieghiamo alla lavoratrice che ci chiede se è normale una cosa di questo genere che normale non è. Chiaramente diciamo anche alla lavoratrice guarda che noi siamo qui, andiamo avanti perché su questa cosa si può operare un'avvertenza, perché non possono non assumerti o posticipare l'assunzione perché tu sei incinta. Purtroppo sono ancora molte le donne che per paura preferiscono poi lasciare stare. È inaccettabile, termina Bernini, che nel 2019 ci si trovi di fronte a queste situazioni, comportamenti che sanno da medioevo. Torniamo alla cronaca, oltre 10.000 metri cubi di rifiuti provenienti da smaltimenti edili e gestiti illegalmente all'interno di un'area scoperta di circa 3.500 metri quadrati ad Eraclea sono stati sequestrati dai militari della Guardia Costiera di Caorle e Jesolo, che hanno posto i sigilli anche a diverse centinaia di litri di oli esausti custoditi in maniera tale da poter arrecare danno al suolo. Durante l'indagine i militari hanno accertato che la gestione dei rifiuti condotta da un'azienda avveniva in maniera difforme a quanto disposto dalla normativa vigente. Adesso un concitato episodio, siamo a Vicenza, negli uffici comunali. Vicenza, Piazza Biade, gli uffici comunali, una mattina come tante, ma succede l'imprevedibile. Arriva un marocchino di 62 anni. Si era già recato più volte all'ufficio anagrafe nei giorni precedenti, sedendosi in sala d'attesa per poi andarsene dopo un po'. Ma questa volta non se ne va, si presenta allo sportello. È un senzatetto, vuole essere iscritto all'anagrafe. L'impiegato gli chiede chi sia, le sue generalità, ma il migrante non risponde e non vuole andarsene. Resta lì, fermo, irremovibile.
Vuole essere iscritto all'anagrafe, ma non dà le sue generalità. Viene chiamata una pattuglia della polizia locale. Gli agenti, di fronte all'ostinato silenzio dell'uomo, gli chiedono di seguirli al comando. Ed è allora che il marocchino inizia a dare in escandescenze. Va su tutte le furie. Nasce un parapiglia. Nella colluttazione lo straniero frattura un dito a un agente. Per questo è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale. Denunciato invece a Padova un giovane senegalese dalla polizia per aver colpito con un pugno l'autista di un autobus che gli aveva chiesto di mostrare il biglietto. Il fatto è avvenuto a poco dopo l'alba nell'autostazione di Via della Pace. L'uomo con precedenti di polizia era assieme a un altro straniero che a sua volta aveva insultato l'autista. Subito dopo l'aggressione il senegalese era sceso dal pullman, aveva lanciato una bottiglia contro il vetro del mezzo, infrangendolo. Portato negli uffici della questura, è stato indagato per lesioni, danneggiamento, ingiurie e interruzione di pubblico servizio. E adesso le infrastrutture e le opere, una in particolare la Pedemontana, c'è un nuovo tassello, altri 15 chilometri sbloccati. Superstrada Pedemontana Veneta, nuovi orizzonti, da Malo a Breganze in soli 7 minuti. La Giunta Veneta ha approvato la bozza di contratto con cui si stabilisce che non ci saranno costi per la Regione perché il canone di disponibilità sarà uguale al ricavo del pedaggio. Il nuovo tratto di 15 km collegherà Malo allo svincolo della A31 dove verrà aperto il nuovo casello. Dal 2020 si potrà dunque entrare in Pedemontana a Malo, superare o entrare in autostrada e uscire sulla strada provinciale Gasparona. Pochi istanti di pubblicità e torniamo subito. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo da Macerata sul Piave, siamo nel trevigiano dibattito in questi giorni sul cartello d'ingresso al paese di Macerata. Infatti non si vedrà più la scritta Comune per la Pace perché la Giunta ha deciso di abbandonare il network nazionale. Sugli scudi l'opposizione, mentre la vice sindaca parla espressamente di provocazione ed è polemica. Quella scritta che campeggia sui cartelli d'ingresso di Macerata ormai da 17 anni, ai giorni, forse le ore contati. Il comune infatti non sarà più Città della Pace, denominazione che accomuna 550 municipi in tutta Italia. A sancirlo una recente delibera della Giunta guidata da Lamberto Marini. Di fatto si tratta di una recessione dal Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace, organismo che dagli anni '80 si occupa di attività di informazione sui diritti umani e organizza la famosa marcia tra Perugia e Assisi. A spiegare il perché della decisione è la vice sindaca Antonella Pellizzari che gioca a carte scoperte. Non si tratta di una questione di costi, circa 280 euro di quota all'anno, ma di una provocazione. È una provocazione, vuole dire che tutte le città in cui non è scritto pace non sono per la pace? Può essere scritto altro, è una provocazione, vede che clamore sta facendo questa cosa? Per l'opposizione una scelta incomprensibile, soprattutto nei confronti delle scuole, un passo falso che per l'ex sindaco Anna Sozza significa solo una cosa. Incapacità secondo me a livello politico, non capisco il motivo vero di questo, mi pare che ci sia scarsa sensibilità di comprensione. Ed è guerra quindi, ma solo di opinioni, sulla Città della Pace. Guerra d'opinioni, infatti la città e i cittadini si dividono. Era inevitabile che la decisione dell'amministrazione comunale di Macerata di eliminare la scritta Città per la Pace, che da quasi 17 anni appare sotto ai cartelli d'ingresso al comune, avrebbe scatenato un'accesa discussione e non solo a livello politico. Perché anche tra i cittadini ci si chiede il perché di tutto questo, che è il risultato della recessione da parte della Giunta dall'adesione al Coordinamento Nazionale degli Enti Locali per la Pace. Se il vice sindaco Antonella Pellizzari parla di una provocazione, chiedendo se nelle città dove la scritta in questione non appare non siano anch'esse per la pace, dall'altra gran parte dei suoi concittadini sembra non condividere la scelta dell'amministrazione. A chi dà fastidio? Perché gli hanno una bella roba, non so. No, è meglio, dai, è meglio lasciarlo là, dato che l'hanno, è vero. Sarebbe peccato, almeno secondo me, Città per la Pace. C'è anche chi commenta la vicenda con ironia. Perché c'è guerra ora adesso? Perché devono toglierla? Che fastidio gli dà?
E poi c'è chi invece preferisce la sostanza alla forma. L'importante è che ci sia la pace anche se non viene scritta. Interessante è che sia pace. Dopo la tabea si può pensare che un'altra volta. La pace è pace. Se besticemo anche per una tabea scritta, allora finirà la pace, scritta o non scritta. Dalla polemica sulla scritta per la pace alla grande guerra. Vi ricorderete, in queste settimane, in questi mesi abbiamo seguito il recupero di un caduto italiano sulle Melette, poi il mese dopo di un soldato austriaco, e sul Grappa altri caduti, tanti ritrovati a 101 anni dalla grande guerra, avrebbero dovuto essere sepolti in questi giorni con i dovuti onori ad Asiago, a Cimagrappa e a Fagarè, ma le autorizzazioni non sono arrivate, rimaste incastrate nelle sabbie mobili, purtroppo, della burocrazia. Quest'estate da qui, dal altopiano d'Asiago, dalle Melette, prima uno soldato italiano, poi uno austriaco, e non basta, anche dal teatro della Grande Guerra del Monte Grappa, dove invece praticamente un mezzo plotone di soldati è stato recuperato, portato a valle, pronto per essere sepolto, eppure in questo caso la burocrazia li ha sconfitti, non sono stati sepolti e restano ancora nelle loro cassettine. Avevano combattuto per la patria italiana, austriaca, ungherese, bosniaca, qualsiasi patria fosse, anche solo per l'idea di tornare a casa, abbracciare la moglie e la mamma, riprendere la vanga, il lavoro da postino, chissà. Li aveva portati via una raffica di Schwarzlose, una granata, un colpo di 91, un'agonia appesi al reticolato. Ma sono stati sconfitti 2 volte da una firma, da un modulo, da un'autorizzazione, da un vecchio e sempre efficiente timbro. Erano rimasti là sopra tra i boschi di Campomulo, in una forra del Grappa, nel terreno smosso di Busafonda, per oltre 100 anni, finché non li avevano ritrovati, spesso attenti, appassionati come i ricercatori amici della storia di Marostica. A cosa è servito aprirsi la strada con la motosega tra gli alberi battuti della tempesta Vaia? Salire per mulattiere con la cassettina zincata, scortati dai carabinieri, dai dipendenti comunali, addirittura dal sindaco. A cosa è servito riprendere ogni fase, il lavoro attento con il metal detector per identificare la nazionalità di un caduto, persino da un sottobottone, da un cavo telefonico? Cosa è servita tanta attenzione e tanto rispetto per i caduti se poi questi non vengono onorati da una sepoltura con i loro fratelli, sul Sacrario del Grappa, sul Colle dell'Aitano, ad Asiago? A cosa è servito lo sforzo di tanti per ritrovare quel corpo per una preghiera, per aspettare il trombettiere a squarciare le valli con il silenzio e rendere l'onore delle armi? A cosa, ce lo dite, se poi non avete intinto il timbro nel tampone in qualche ufficio della capitale per dare l'autorizzazione a seppellirli con gratitudine e commozione, come avrebbero voluto fare tutti qui in Veneto, sulla linea che fu del fronte, uccisi dal nemico, negletti per un secolo, poi sbeffeggiati da un timbro mancante? Questi erano i giorni per ricordarli, questi erano i giorni dell'armistizio, della pace, purtroppo fragile, il senso delle loro sofferenze. Inutile allora onorare con monumenti, con nomi, con cerimonie, se poi si è carenti nella parte più essenziale, quello che è l'onore ai caduti. Siamo in chiusura, io vi ricordo l'appuntamento di domani sera alle 21:15 con il documentario Veneto in ginocchio, il documentario realizzato dalla nostra emittente, da Antenna 3, per raccontare voci, immagini, suoni, rumori, racconti, parole dei giorni terribili della tempesta Vaia, nei quali Antenna 3 è stato punto di riferimento per informare quotidianamente e costantemente, ora dopo ora, quanto stava accadendo. Quindi domani sera alle 21:15 da non perdere il documentario Veneto in ginocchio dalle 21:15. Questa sera invece, come sempre, 20:10 dopo i nostri telegiornali. Adesso vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Bentrovati al meteo. Ognissanti in compagnia del bel tempo stabile, in attesa della perturbazione in arrivo da sabato. Vediamo intanto il dettaglio di venerdì 1 novembre.
Sul Veneto avremo un ampio soleggiamento con cielo sereno o al massimo poco nuvoloso. Attenzione solamente a qualche foschia al mattino sulle pianure, ma in rapido dissolvimento. Temperature minime tra 4 e 7 gradi, massime oscillanti invece tra i 12 e i 14 gradi. Tanto sole anche sul Friuli Venezia Giulia, sarà una bella giornata con cielo sereno ovunque, vedete. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, valori massimi sui 14 gradi. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove avremo qualche foschia mattutina sui settori meridionali della nostra regione, più soleggiato invece altrove. Temperature minime tra 6 e 7 gradi, massime sui 14 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.